Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che Webuild ha in corso in Sicilia, con 1.700 persone già oggi impegnate nei vari cantieri, tra diretti e terzi. L'obiettivo del gruppo all'opera sugli 8 progetti affidati da RFI e ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato, è contribuire a rivoluzionare la mobilità sostenibile dell'isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, creando in parallelo sviluppo e lavoro specializzato con una formazione professionale specifica realizzata in collaborazione con la Regione Siciliana. Sono questi i dati emersi nell'incontro con la stampa a Palazzo d'Orleans, alla presenza del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, dell'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini e del Presidente di Rete Ferroviarie Italiane Dario Lobosco, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri aperti nell'isola e sulle attività formative messe in campo. Presente anche il Presidente del Consorzio Eurolink Gianni De Gennaro. Abbiamo firmato mesi or sono un protocollo con Webuild perché formi i nostri giovani e poi li assuma. Siamo convinti che questo accordo verrà rispettato. Già i primi risultati si sono visti con un primo centinaio di assunzioni, si stanno formando altri 500 giovani che verranno assunti, ma il programma complessivo è l'assunzione di ben 7.000 unità siciliane, di giovani siciliani che lavoreranno qui. Sul Palermo-Catania, Catania-Messina la media velocità ferroviaria, i tempi sono dicembre 2026 perché sono previste dal PNRR. Il ponte avrà i suoi tempi che obbediranno naturalmente ad esigenze strategiche di più ampio respiro, ma sono convinto che quest'opera strategica ormai sta per partire perché c'è la volontà politica, c'è la copertura finanziaria, la Sicilia sta contribuendo già con 1.300 milioni, quindi ci sarà da lavorare per tanti. Stiamo realizzando la linea alta capacità Messina-Catania. Sto cercando soprattutto di ascoltare e di imparare da chi ha più esperienza di me. Tutto quello che c'è in cantiere c'è sempre da imparare. Webuild qui proprio sta investendo tanto sia per la terra che per chi ci abita, per noi. Il lavoro per la Sicilia è una cosa importantissima, che senza lavoro non si mangia. Per me costruire una grande opera in Sicilia è come lasciare un'impronta di sé sulla propria terra. Mi ha offerto una grande possibilità ed è il futuro per i giovani che cercano di imparare un mestiere. Quando passo di una galleria, di un ponte, ho aiutato io a costruirla, magari ti dà soddisfazione su questo. Abbiamo ultimato l'installazione e la configurazione del simulatore TBM. Loro vengono qua, possono cominciare a interagire con tutti i comandi, non hanno paura di sbagliare e questo sicuramente li avvicina al mondo del lavoro della TBM.